è un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trovami scusa per uscire di casa. Fatti mandare dalla mamma a prendere l'ape. Devo dirvi qualche cosa che riguarda noi due. L'ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Tu dici a quel coso che sono geloso. Questo farmaco va somministrato prima, perfetto. Ma quando arriva Danilo doveva essere qui presto. Posologia, non somministrare più di 5 gocce per volta. Ma che fine ha fatto? È tardi. Proprio come avevo pure mamma e nonna. Se il sintomo persiste, consulta il medico. Eccolo finalmente. E sbrigati. Ma che fine hai fatto? Dovevi essere qui almeno mezz'ora fa. E invece noi rischiamo di mandare a morte il nostro piano. Li hai portati, dolci? I ragazzi mi hanno dato i soldi un momento prima di entrare nella pasticceria e poi i dolci non erano pronti. Comunque sono qua. Procediamo pure. Hai preparato tutto? Sì, è tutto pronto. Procediamo. Siringa. Siringa. Dolce. Dolce. Cara collega, sto somministrando a qui presente dolce un potente lassativo che servirà a sciogliere le condotte gastrobudellari di chi avrà la fortuna di assaggiare questa pasta, con effetti che tutti immaginiamo e che speriamo. Prego, cara collega, mi passi il secondo paziente. Dolce. Eccolo. Questo è per il professor Sapete. Ragazzi, fate silenzio che mi sta scoppiando la testa. Gattuso, 5 minuti in bagno e per chiamare il bidello. Voilà, pour le professeur. Danilo, ma quanto ne stai mettendo di Buttalax? Massimo 5 gocce c'è scritto. È di caso di problemi ostinati. Gocce in più, gocce in meno, 20 gocce. Questi casi ostinatissimi sono. Ragazze, oggi interrogo il buchi le faccio. Ma che dite il buchi? Groviera, le faccio diventare groviera? C'è Vincenzo, 5 minuti in bagno, 5 minuti. Se no, vengo io in bagno ad interrogare. E tu, caro professore, quanto rimarrai in bagno? E questo per Mister Ok. Questo è per la Ixi e per la Iupisio, che sono incognite. Te, trova sti incognita. Mia madre e mia mamma stanno venendo qui, ma prego. I dolci! Tu prendi queste cose, ci penso io.